Martedì 27 gennaio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da Emanuela Corsi. Con Emanuela leggeremo insieme i quotidiani, quelli regionali prima, poi quelli nazionali, ma intanto c'è un'ultima ora e allora cominciamo subito con le notizie che arrivano da Messina, perché 100 agenti di polizia di Catania e anche di Siracusa sono impegnati in un'operazione ad ampio raggio, dovremo vedere anche delle immagini se arrivano, comunque contro il traffico di stupefacenti. Sono 15 le persone arrestate, accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e anche al traffico di droga, la vendita al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana. Questa dunque è un'operazione dell'ultima ora che arriva da Messina, mentre intanto vedo già in bassa frequenza il primo dei nostri collegamenti. Fra non molto, non appena la regia ci darà l'ok, potremmo andare a Niscemi per sentire la collega Giusy Lazzara che ci racconterà di quello che succede proprio in questo paese colpito da questa frana che si allarga e sono stati evacuati interi quartieri, oltre 1000 le persone che sono fuori casa. La città affronta, come dicevamo, una vera e propria emergenza tutta in evoluzione. Oggi saranno presenti non solo il capo della Protezione Civile, anche il presidente della regione Schifani, ci sarà anche la segretaria del PD Schlein, ma intanto abbiamo Giusy Lazzara, primo collegamento, prima finestra con Niscemi e poi torneremo da te più avanti. Giusy, una buona giornata a te. Buongiorno e dunque 1500 persone hanno passato la seconda notte fuori da casa, sono le persone che abitavano e che residenti nella zona rossa che si è allargata, lo sapete, per questa frana imponente, 4 chilometri, un vero e proprio squarcio all'interno del paese di Niscemi e adesso è il momento anche dello scoramento, moltissimi cercano di recuperare qualcosa a casa e quindi si sono registrando ora al comune. Noi siamo davanti al comune di Niscemi, dove già è stato attivato la protezione civile, le forze dell'ordine già da sabato, quando è cominciata a palesarsi la prima segnale appunto del cedimento, e si è attivata dunque, appunto dicevamo, la macchina appunto dei soccorsi. Noi siamo qui con il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti. Sindaco, la zona rossa è stata ampliata, qual è la situazione in questo momento? La frana insomma non si ferma? Sì, ieri sera, dopo una serie di incontri con i tecnici della Protezione Civile regionale e nazionale presenti qui, fin dal primo giorno dell'evento franoso, drammatico, il costone che si alza per 50 metri, quindi per una serie di calcoli tecnici chiaramente ha imposto una maggiore cautela rispetto alla zona di frana che avevamo individuato, alla zona di rossa che avevamo individuato, quindi abbiamo dovuto ulteriormente delocalizzare altre vie, quindi altri residenti del quartiere, del centro storico, del quartiere Sante Croci, e quindi siamo qui impegnati con tutta la struttura che abbiamo messo in campo, il COC rafforzato con la presenza, dicevo, delle Protezione Civile regionale e nazionale, per l'assistenza alla popolazione, alle misure di sicurezza, il monitoraggio continuo di quello dell'evento. Il capo della Protezione Civile regionale Cocina ieri diceva un fenomeno imponente che anche necessiterà di abbandonare delle case, le case oltre i 100 metri, anzi questa è notizia di poco fa, dovranno essere demolite perché proprio crolla proprio tutto. Allora, sicuramente le case sul costone, così sulla linea di frana, cadranno, e quindi poi si farà una relazione tecnica che ci dirà puntualmente che cosa chiaramente dovrà essere permanentemente delocalizzato e poi quindi conseguentemente ed eventualmente abbattuto, e che cosa sarà. La vita nostra è cambiata, è un evento tragico che ha tranciato ricordi di tutti noi sul Belvedere, sul quartiere, sulle vie, il dramma
dramma di chi ha dovuto lasciare all'improvviso, a cui abbiamo chiesto di lasciare tutto in questa fase e uscire, e che stiamo cercando di assistere per il recupero delle prime cose di emergenza, chiaramente, e tutto questo con la collaborazione delle forze dell'ordine, dei volontari, col coordinamento del prefetto, e oggi arriva il capo della protezione civile, ci sarà il presidente della regione, e siamo qui a gestire questo evento drammatico per la nostra comunità. Un evento drammatico ha avuto anche una risposta immediata della Regione, perché hanno attivato un numero per la raccolta, ma non solo. Il Presidente dell'Assemblea regionale Galvagno diceva ieri, che tra l'altro è stato qui, la situazione è anche difficile dal punto di vista psicologico, ci sono tanti bambini, anziani, insomma anche quello sarà non soltanto appunto la difficoltà ovviamente per quanto riguarda il tessuto economico, strutturale. Sì, sarà certamente la difficoltà di gestire l'animo di migliaia di cittadini. Sono state attivate le procedure di assistenza psicologica, certamente, ho la disponibilità di tantissimi professionisti, di associazioni che ringrazio. Chiaramente questo è il primissimo passo. Ora saremo chiamati a gestire una fase che non è che si esaurisce in pochi giorni purtroppo, ma saremo molto impegnati nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Tantissime le persone che si stanno organizzando con i parenti, chi aveva magari una seconda casa, però c'è anche una struttura che è stata allestita. Sì, abbiamo messo in campo la struttura del Pio La Torre, che è la nostra palestra, per un eventuale ricovero. Ci sono là le brande che però hanno utilizzato in pochi, molti li abbiamo spostati nella casa di riposo. Tantissimi hanno trovato chiaramente sistemazione nelle seconde case, nei parenti, amici, chiaramente, ma nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, chiaramente questa situazione dovrà trovare una normalizzazione. Certo. Lei diceva si lavora nella zona rossa, farà un sopralluogo fra pochissimo, quindi magari la lasciamo, per verificare cosa a questo punto? Ma intanto se ci sono stati ulteriori cedimenti nella notte, e poi per capire, ma faremo il volo col drone, anche i tecnici della protezione civile che stanno in campo ci diranno se c'è stato un ulteriore momento o questa frana si è fermata. Una frana di 4 km, larga 200 metri, quindi immaginate un... Non si era mai vista in questa zona, insomma, ma neanche proprio nel circondario, nonostante la fragilità del territorio. No, assolutamente no, non si era mai vista una cosa del genere. Fuori da ogni portata non si può immaginare quello che stiamo vedendo. Senta, per quanto riguarda invece la richiesta vostra, perché anche quello, c'è da pensare anche a quello, cioè il fatto che a un certo punto poi si dovrà superare questa fase emergenziale, come lei diceva, e pensare a come organizzarsi. Sì, innanzitutto l'aiuto e l'assistenza alle famiglie che hanno lasciato le case e che probabilmente non rientreranno. Seconda cosa, la viabilità, perché siamo parzialmente isolati con 2 SP che non sono più agibili. Certamente i produttori, perché il disagio è grande, ma moltissimi hanno perduto i terreni in un fronte lungo di quasi 1 chilometro, quindi queste sono le prime richieste. Poi stiamo riorganizzandoci per le scuole, perché 3 scuole saranno, come dire, interessate dalla zona rossa e dovremo capire prima di riaprirle. Abbiamo tante emergenze e tante priorità purtroppo. E a Schifani cosa chiederà? Oggi verrà qui. Certamente il sostegno del governo regionale, i finanziamenti che chiederò, come ho già chiesto, devo dire, sono in contatto col governo anche sia regionale che nazionale, per questa comunità che oggi vive una tragedia. Grazie e buon lavoro, Sindaco. Grazie Giusy. Allora, dunque, le persone si... Grazie. Sì, dico, torniamo da te durante la mattinata, chiudiamo qui questa prima finestra da Niscemi. Abbiamo sentito prima il sindaco e con Giusy Lazzara ci ritroveremo più avanti. Intanto vediamo i giornali proprio su questo tema. Emanuela. Sì, come abbiamo sentito nel collegamento è un bilancio che si aggrava, quello di Niscemi. Già ieri sera sono state date le ultime cifre, sono 1500 gli sfollati, è stato lo stesso ministro della protezione civile Musumeci che ha partecipato all'università
unità di crisi assieme al capo della protezione civile siciliano, che oggi sarà in Sicilia, proprio a dire che ci sono 1500 persone sfollate. Andiamo a vedere su tutte le prime pagine la foto di Niscemi, di questa frana spaventosa. Vediamo il Giornale di Sicilia che scrive: Niscemi rischia di sprofondare, la frana non si ferma, il fronte degli smottamenti adesso è lungo 4 chilometri, oltre 1500 persone già evacuate, un centinaio gli edifici sgomberati, tra cui una scuola. Ma vediamo anche la prima pagina della Gazzetta del Sud, naturalmente anche qui la stessa fotografia che rende appunto l'idea di quello che è successo e che sta accadendo, perché l'emergenza appunto non è rientrata. L'altra emergenza, scrive, è vasto 4 chilometri il fronte della frana che ha sconvolto la cittadina di Niscemi, 1500 persone costrette ad abbandonare le aree che si trovano a ridosso della zona rossa. E ancora andiamo sulla Sicilia, anche qui Niscemi nel baratro, frana. Chi ha la casa lì non rientrerà più. Sono appunto le parole di Ciciliano di ieri in serata dopo quest'unità di crisi. Dopo ricordiamo anche il Consiglio dei Ministri che si è tenuto sull'emergenza maltempo che ha decretato lo stato di emergenza per quanto riguarda Sicilia, Calabria e Sardegna. Andiamo a vedere anche Repubblica Palermo. Niscemi sprofonda, la frana non si ferma, in serata sale a 1500 il numero degli evacuati, case e ricordi cancellati. C'è anche la dichiarazione del sindaco, la paura ma risorgeremo, sindaco che abbiamo appena visto. Andiamo a vedere all'interno l'approfondimento di Repubblica. E allora lacrime e rabbia, gli sfollati sono 1500, case e ricordi cancellati, il paese in provincia di Caltanissetta è isolato, il capo della protezione civile nazionale ha detto evacuati in aumento, la frana continua, i soccorsi sotto la pioggia battente, appunto il maltempo, la pioggia incessante ha peggiorato le cose anche ieri. E poi il racconto, tutta la vita in una busta, persone costrette a lasciare in fretta e furia le proprie abitazioni senza poter portare nulla, lasciando tutti i ricordi, lasciando tutta la loro vita, 10 minuti a testa per entrare in zona rossa. Le famiglie niscernesi hanno avuto la possibilità di rientrare nelle proprie abitazioni solo per prendere gli oggetti più cari, ma naturalmente in fretta e furia. Vediamo velocemente anche la Sicilia, Niscemi, la frana avanza. Ciciliano, chi a casa lì non rientrerà mai più, queste sono state le parole dure che insomma avranno spezzato il cuore a tante persone, 1500 dicevamo l'ultimo bilancio. Ancora ci fermiamo qui, Angelo, magari poi vediamo le altre notizie. Sì, vedremo le altre notizie, parliamo proprio dello stato di emergenza che è stato decretato dal governo nazionale, come hai accennato tu. Abbiamo visto anche dalle prime pagine dei quotidiani regionali, c'è stato ieri il Consiglio dei Ministri, stanziati 100 milioni in totale per Sicilia, Calabria e Sardegna, sono 33 per ogni regione. Schifani è stato nominato il commissario straordinario per la regione Sicilia, ma non mancano anche le polemiche, come vedremo anche dai giornali. Sentiamo, vediamo il servizio. È stato di emergenza per i danni causati dal maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria. A deliberarlo il Consiglio dei Ministri. Lo ha reso noto il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci. Per i primi interventi urgenti ci sono complessivamente 100 milioni di euro, 33 per ogni regione. Altri soldi verranno stanziati più avanti. La Sicilia nei giorni scorsi aveva ricevuto dal governo regionale 70 milioni, quindi ne ha a sua disposizione 103 per le prime spese. A gestire lo stato di emergenza, che avrà una durata di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12, sarà Schifani, che è stato nominato commissario delegato. In Sicilia i danni vengono quantificati in 741 milioni, somma che potrebbe superare il 1,5 miliardi di euro, calcolando anche i mancati redditi di attività imprenditoriali e commerciali messe in ginocchio dalle mareggiate. Nei prossimi giorni il governo adotterà un nuovo provvedimento interministeriale per consentire il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate. Riferendosi a fenomeni di abusivismo e illeciti, Musumeci afferma: con questa mareggiata abbiamo imparato che tante cose fatte nel passato con leggerezza, con superficialità, non possono più essere tollerate né da questo governo né da quelli che arriveranno dopo.
Lo Stato è vicino ai cittadini e ai territori, dice la Premier Giorgia Meloni, ma già fioccano le prime polemiche di chi considera insufficienti i soldi stanziati. C'è chi propone di prenderli da quelli previsti per la costruzione del ponte. Stamattina sui giornali questo tema è particolarmente caldo. Sì, nonostante il presidente Schifani anche ieri abbia ribadito, ricordiamo, è volato a Roma in occasione di questo Consiglio dei Ministri, ha ribadito, insomma, non è il tempo delle polemiche, ma le polemiche fioccano perché l'opposizione dice sono soltanto briciole. E allora andiamo a vedere su Repubblica Palermo, maltempo, il governo dichiara l'emergenza ma è scontro sui fondi. Dal CDM 33 milioni per la Sicilia, Schifani aveva chiesto il doppio. Opposizione CGIL all'attacco, un'elemosina. Oggi arriva Schlein in Sicilia. E vediamo, alla Sicilia la stessa cifra messa a disposizione delle altre aree con danni minori. Ricordiamo appunto che le 3 regioni coinvolte dal passaggio del ciclone Harry sono Sicilia, Calabria e Sardegna, ma la Sicilia è quella che conta i danni maggiori. Irritazione del Presidente nei confronti di Musumeci. E poi ecco la task force regionale. Autorizzazioni più veloci, Vicari coordinerà la cabina di regia per snellire l'iter delle pratiche ambientali. Galvagno annuncia un conto corrente per gli aiuti, queste le notizie di ieri sera. E poi dicevamo le polemiche, sentiamo le parole del deputato PD Provenzano che dice le risorse del tutto insufficienti, l'isola è stata dimenticata. Mance e cattiva gestione del territorio, il centrodestra condanna alla marginalità. Ancora andiamo a vedere la Gazzetta del Sud. Da Roma arrivano soltanto 33 milioni tra delusione e forti polemiche. Ricordiamo che all'inizio sono stati dati dei numeri naturalmente indicativi, si parlava di danni per 1 miliardo di euro, quindi da qui nasce la polemica. Erano 741 quelli che erano stati stimati dalla Regione, ai quali si aggiungevano poi tutti diciamo, i ristori per chi ha perso le attività e via dicendo, quindi stiamo parlando di cifre naturalmente su 2 livelli totalmente diversi. Cronaca di una giornata ad altissima tensione, il Consiglio dei Ministri intanto nomina il presidente Schifani commissario, così come è stato fatto in tutte le altre regioni appunto coinvolte da questa ondata di maltempo. Tutti i governatori sono stati nominati commissari e poi annullata la conferenza stampa finale. Musumeci però promette presto altri fondi, l'isola avrà budget uguale a Sardegna e Calabria, ma qui i danni appunto sono già saliti a 1,5 miliardi, quindi numeri ancora superiori. Oggi intanto arriva la segretaria del PDL Schlein che farà una ricognizione dei danni appunto nei luoghi colpiti dal maltempo. La Sicilia, Harry, 33 milioni per appunto la regione, solo l'inizio, e l'opposizione dice un'elemosina. Musumeci. Per i primi interventi appunto sono stati stanziati questi soldi. Schifani si aggiungono ai nostri 70, opposizioni dure. E poi c'è un retroscena che racconta la Sicilia, la cifra iniziale era di 60 milioni divisi in 3. Quindi ancora meno. Poi ritocchino contro gli effetti mediatici e poi salta la conferenza stampa. Intanto qualcosa si muove all'ARS. Cambio di programma, priorità al ciclone, sono tutti concordi, i nostri deputati regionali, si può rinunciare alle mancette per destinare appunto questi fondi invece alla ricostruzione. E poi andiamo a vedere invece nell'altra pagina della Sicilia la solidarietà dei VIP. Vediamo qui Sinner, farei più se avessi la pozione magica, un abbraccio, la solidarietà appunto del campione del numero 1 del tennis. E poi l'appello di Fiorello, tra cuore e rabbia, una tragedia sottovalutata, ha detto lo showman. Vediamo ancora
sempre all'interno della Sicilia, però nelle pagine della provincia di Siracusa, ciclone Harry, conto salatissimo, 54 milioni di danni. I due sindaci di Pachino e Portopalo hanno relazionato nel dettaglio tra lidi balneari, zone agricole e abitazioni. Quindi insomma vediamo, sono numeri elevatissimi che chiaramente dovranno essere in qualche modo cioè, danni che dovranno essere in qualche modo ristorati da questi 33 milioni iniziali. E poi vediamo sempre a Siracusa i danni al lido Arenelle, come se ci avessero sventrato casa nostra. Il direttore Vincenzo Smeraglia racconta l'ondata che ha sfondato le vetrate e fatto crollare il pavimento, acqua e sabbia ovunque. Stamattina avremo altri collegamenti, andremo alle Toianni, fra le altre cose una delle zone più colpite del Messinese, proprio per parlare di questi danni, di quello che si può fare, di quello che stanno facendo i volontari. Prossimo tema, adesso la cronaca, torniamo alla cronaca, l'operazione antidroga dei Carabinieri di Catania. Nel corso di questa operazione sono stati 14 arresti, tutto questo a Randazzo, operazione chiamata Game Over. Game over, così i Carabinieri di Catania hanno battezzato l'operazione antidroga di Randazzo, una partita finita male per la criminalità, con 14 arresti. I reati ipotizzati sono associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, spaccio di droga e furto aggravato in concorso. 100 i Carabinieri del comando provinciale scesi in campo con il supporto dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, del 12° nucleo elicotteri, del nucleo cinofili di Nicolosi e della compagnia di intervento operativo del 12° reggimento di Sicilia. Le indagini, spiega la Procura di Catania, hanno consentito di comprendere i riassetti organizzativi del clan Sangani, operante a Randazzo e territori limitrofi, documentare la gestione delle piazze di spaccio e individuare i canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente. Dopo i duri colpi inferti dagli inquirenti al clan con l'arresto dei vertici, tra loro il capo Salvatore Sangani, e numerosi sequestri, il gruppo criminale si stava riorganizzando con una nuova formazione con a capo Cristian Sabato e Danilo Giovanni Sapiente, capace di imporsi ed egemonizzare il traffico di sostanze stupefacenti. Diversi tipi di droga spacciati, marijuana, cocaina, anche crack, ma questa sostanza per gli assuntori di Randazzo era reperibile solo nel mercato di Catania e proprio nella città etnea. I picciotti del clan si sono recati in occasione della festa del 1° maggio del 2023 per partecipare a un importante evento di musica elettronica dal vivo per spacciare droghe sintetiche, tra loro l'ecstasy. Torniamo da Emanuela. Sì, vediamo questa notizia sulla Sicilia di oggi, smantellata la nuova cupola del crack, questo è il titolo, a Randazzo, imponente operazione dei Carabinieri, 14 persone in carcere per associazione finalizzata al narcotraffico. Il gruppo, nato dopo l'inchiesta Terra Bruciata, puntava al monopolio dello spaccio e alla produzione locale di droga. Ma andiamo a vedere le altre notizie sulle prime pagine prima di chiudere questa prima parte della nostra rassegna stampa. Angelo, e allora ritorniamo sulla prima del Giornale di Sicilia e vediamo omicidio Taormina, altri indagati, sequestrati cellulari, sono amici di Maranzano, reo confesso, sviluppi anche per l'inchiesta ai rotoli. Stiamo parlando dell'omicidio di Paolo Taormina, quel gestore di un locale appunto di Palermo che è stato ucciso durante una rissa. E poi l'anniversario, omicidio, l'omaggio a Mario Francese dagli studenti del quartiere a Palermo, parole ai ragazzi per ricordare il cronista del Giornale di Sicilia ucciso dalla mafia. Vediamo la Gazzetta del Sud. Basile presenta il bilancio 2026 ed è scontro sulle dimissioni, il sindaco parla in commissione, il capogruppo di Fratelli d'Italia lo incalza e si accende la polemica. E poi vediamo sempre sulla prima pagina nel taglio basso, lo spaccio di droga a Messina, diventano definitive le condanne. La Cassazione ha rigettato quasi tutti i ricorsi della maxi operazione Aquarius. Ancora vediamo la prima pagina della Sicilia, vediamo questa notizia.
Si parla del ponte sullo Stretto, decreto ponte, critiche al buio, Salvini attacca la Corte dei Conti, magistrati contabili contro il decreto sul ponte, aggira i controlli, ma Salvini replica il testo ancora non c'è, quindi si attacca un decreto che ancora formalmente non è stato presentato. Vediamo anche la Serie C, c'è un'intervista a Lunetta, Catania nel cuore, qui per coronare un sogno, e poi il caso Stop a Corona, il giudice dà ragione a Signorini, bloccate, falsissimo, il giudice dà ragione a Signorini nella querel contro Fabrizio Corona. Ricordiamo che a falsissimo sono partite delle accuse pesantissime nei confronti del conduttore televisivo, nonché direttore del giornale Chi. Vediamo anche Repubblica di oggi con altre notizie, vediamo nel taglio basso. Intanto per il calcio Tramoni dice sì al club rosa, trattativa in addirittura d'arrivo, ma poi vediamo questa notizia, i numeri del traffico a Palermo, si sta in coda per 98 ore l'anno. È uscito questo report appunto su quanto i siciliani stiano in auto, e vediamo il disastro traffico. Palermo è ultima a livello nazionale, si sta in coda 98 ore appunto all'anno. Secondo i dati del TomTom Index, la città è la peggiore d'Italia, ieri pomeriggio registrati ben 46 ingorghi. Grazie Emanuela, da te fra pochissimo. Intanto diamo uno sguardo al traffico con le nostre telecamere. Cominciamo con la telecamera sulla circonvallazione, esattamente siamo al Tondo Gioieni. Questa è la situazione stamattina. Direi che c'è parecchia confusione almeno in questo tratto di circonvallazione. Poi vediamo anche via Vincenzo Giuffrida, qui il traffico sembra relativamente regolare per l'ora, sì c'è traffico ma non mi sembra insomma ci sono state giornate peggiori sicuramente. Diamo uno sguardo adesso al centro città, no prima l'Etna, eccola qua l'Etna, prima l'avevamo vista praticamente sgombra di nuvole, adesso qualche nuvola diciamo copre il vulcano, però vedete è tutto ricoperto di neve, di bianco. Vediamo la stessa Etna, se possiamo, a Taormina, la vediamo dal punto di insomma vediamo è una parola grossa stamattina, perché le nuvole sono veramente attorno al vulcano e coprono il cielo, il golfo di Taormina che è ricoperto anche dalle nuvole. Volevo andare a vedere una telecamera che è dal centro cittadino, siamo in via Caronda, questa è la situazione, il traffico evidentemente c'è in centro città stamattina si va un po' a rilento. Ci fermiamo qui almeno per il momento, fra poco di nuovo la rassegna stampa, stavolta ai quotidiani nazionali con Emanuela Corsi, e poi daremo anche un altro sguardo a Niscemi, qual è la situazione, che cosa sta succedendo con la nostra Giusy Lazzara, e avremo anche tanti altri ospiti. Abbiamo detto anche che ci collegheremo con Leto Ianni. A fra pochissimo. Eccoci allora di nuovo a Buongiorno Sicilia, torniamo a leggere i quotidiani, quelli nazionali stavolta, Emanuela. Sì, sono tanti gli argomenti sulle prime pagine, naturalmente ancora occhi puntati sull'America, a Minneapolis, e allora andiamo a vedere il Corriere della Sera. Minneapolis, la frenata di Trump via Bovino, il leader degli Stati Uniti invia lo zar delle frontiere, e poi il caso degli agenti AIDS che sono stati inviati in Italia per Milano Cortina. La decisione dopo le polemiche sulla morte di Pretti, rimosso dall'incarico il comandante dei federali, oggi lascerà la città. E poi Iran, sale la tensione, Roma in allarme, ritirato il personale, arriva la portaerei americana. E ancora in Cisgiordania, Colono minaccia i carabinieri, protesta di Tajani, convocato l'ambasciatore israeliano. E poi vediamo ancora, anche qui,
Niscemi, la frana, Sicilia, il paese sospeso sull'orlo del precipizio, scrive il Corriere della Sera pubblicando nel taglio centrale la foto appunto di questa frana vistosa nel comune del Nisseno. A Milano, ucciso da un poliziotto in un controllo antidroga, aveva una pistola a salve, la vittima è un 28enne nordafricano e poi si parla ancora di Crans-Montana, linea dura del governo con la Svizzera, ora collaborate, chiede l'Italia, gelo diplomatico. Il caso Anguillara, l'assassino scrive al figlio dal carcere, un fatto di cronaca agghiacciante. Quest'uomo ha ucciso la moglie, i genitori, non riuscendo più a sopportare l'agonia mediatica, si sono tolti la vita e adesso lui dal carcere scrive al figlio, aveva detto che aveva ucciso la moglie proprio per non perdere il figlio. Andiamo a vedere la Repubblica. Caso ICE, Trump arretra, avviato ritiro parziale da Minneapolis e affidate le operazioni a Oman, lo zar dei confini. Fontana annuncia gli agenti degli Stati Uniti in Lombardia per le Olimpiadi, mentre Piantedosi lo smentisce. E poi ci sono le parole anche del Presidente del Senato La Russa, bugie americane sui nostri soldati in Afghanistan, in questa intervista rilasciata oggi alla Repubblica. Carabinieri minacciati dai coloni, protesta dell'Italia con Israele. In Cisgiordania un colono con la kippa di uncinetto, simbolo dei sionisti religiosi più estremi, ha puntato il fucile contro 2 carabinieri in borghese che stavano facendo un sopralluogo in un villaggio palestinese. Li ha fatti inginocchiare e li ha interrogati prima di lasciarli andare. L'Italia protesta con Tel Aviv e la Farnesina convoca l'ambasciatore di Israele. E poi Crans-Montana, anche qui ultimatum di Meloni alla Svizzera. Alluvioni, Niscemi in ginocchio e dal governo soltanto briciole per quanto riguarda appunto l'emergenza maltempo. Ancora nel taglio basso vediamo Milano, poliziotto uccide giovane, era armato ma con pistola a salve. E poi il caso Gali che fa discutere, lui sarà uno dei protagonisti per quanto riguarda lo spettacolo che accompagnerà Cortina le Olimpiadi invernali. La destra censura Gali sul palco appunto dei giochi invernali. Ricordiamo che Gali più volte insomma ha lanciato dei messaggi abbastanza espliciti anche contro il nostro governo. La Stampa in alto oggi, giorno della memoria, per ricordare tutte le vittime della Shoah, paura, antisemitismo, vietati cortei ed eventi. Palma, ma c'è chi li sfida in mezza Italia, Liliana Segre e la Premier da Mattarella al Quirinale. Poi Olimpiadi, agenti ICE già in Italia, questa è l'apertura. Cisgiordania, carabinieri fatti inginocchiare da coloni armati, Meloni inaccettabile, ambasciatore convocato. E poi vediamo questa fotonotizia dedicata appunto a questo ragazzo che è stato ucciso dalla polizia a Milano, colpito un 29enne che aveva una pistola a salve. Salvini ribadisce: sto con le forze dell'ordine. Vediamo le altre prime pagine. Il Manifesto scrive voto scoperto, naturalmente siamo in America, nel Minnesota, consegnateci le liste elettorali contro lo Stato del Minnesota, l'amministrazione Trump passa al ricatto, le scorribande omicide dell'ICE e la resistenza di Minneapolis fanno perdere consensi al presidente, ma per richiamarle chiede in cambio gli strumenti per contestare il prossimo voto di midterm che preoccupa tanto appunto Trump. E poi anche qui anche i carabinieri nel mirino dei coloni fatti inginocchiare e minacciati con il fucile. Tajani convoca l'ambasciatore israeliano. Avvenire con le parole del presidente della CEI, il cardinale Zuppi, che parla di 2 temi molto divisivi nel nostro paese, cioè il fine vita e poi il referendum sulla giustizia. Curare le ferite, questo è il titolo. Il presidente della CEI parla di fine vita, la risposta alla sofferenza non è offrire la morte. E poi sul referendum va ribadita l'importanza della partecipazione. I giudici siano
autonomi contro spesamento e disimpegno. Zuppi ricorda: l'Italia cattolica che fa pace serve, vive la fraternità. Ancora il resto del Carlino, la strage di Cran Montanà, il governo alla Svizzera, indagini congiunte sul rogo, l'esecutivo, l'ambasciatore rientrerà solo se Berna collabora. E poi l'apertura, Israele minaccia i carabinieri, Meloni è inaccettabile. Vediamo altre notizie nel taglio basso, vediamo il caso Signorini che è stato tirato fuori da Fabrizio Corona durante il suo programma falsissimo. Signorini blocca il sito di Corona, il tribunale appunto ferma falsissimo. Ancora vediamo altre notizie, il giornale di oggi mette in alto Obama premiò l'ICE per i 500.000 espulsi, mentre Trump valuta il ritiro degli agenti del Minnesota. Quindi questo corpo speciale appunto che è finito al centro delle cronache, secondo il giornale comunque già era stato premiato e voluto anche dal presidente Obama. E poi le follie dell'ANM su Minneapolis, votiamo no al referendum per evitare morti anche qui. Si parla ancora dello scontro tra la trasmissione Report e il garante della privacy. La toga pro migranti, scrive sempre il giornale, assolve Report, revocata la multa a Ranucci, dietro la decisione il giudice che bocciò il governo. E poi Far West a Milano, poliziotto uccide pusher. Oltraggio alla memoria, allarme e antisemitismo, aggressioni raddoppiate, ma il PD pensa ai Propal. Ultima prima pagina, Angelo. E allora vediamo l'unità, ricordiamoci della Shoah e mettiamola a confronto, scrive il quotidiano, con lo sterminio in Palestina. Questo a proposito del giorno della memoria, appunto, che viene celebrato il 27 di gennaio. Grazie Emanuela, allora ci ritroviamo con te più avanti durante la nostra mattinata Buongiorno Sicilia. Adesso ancora un collegamento, ancora una finestra con Niscemi, è un paese praticamente deserto, fantasma, quello che vediamo nelle immagini che ci restituiscono da Niscemi. Giusy Lazzara è l'operatore, Angelo Pandolfo, stiamo vedendo delle immagini, vedete tutte le case sono chiuse. Allora Giusy, vengo da te ancora per un paio di minuti, ci dai le ultime e poi ci ritroveremo ancora più avanti nel corso di Buongiorno Sicilia. Sì, Angelo, noi siamo qui proprio nel quartiere, come dicevi tu, deserto di Sante Croci, che è stato quello più colpito e che comunque anche ha visto il fuggi generale delle persone che scappavano. Pensa che qui appunto tutto chiuso e c'è chi anche aveva lasciato il mastello, non aveva fatto neanche in tempo di appunto buttare la spazzatura, quindi ti rendi conto anche dell'emergenza che si è vissuta e della paura. Un signore passando ci ha raccontato di una zia che a 86 anni sulla sedia a rotelle è stata portata via proprio di gran fretta dai parenti, adesso sta a casa, però è assolutamente confusa, quindi c'è la confusione, c'è l'amarezza, c'è anche lo sconforto. Anche abbiamo incontrato un giovane che stava cercando di recuperare quello che era possibile a casa, perché c'è una conta anche di questo, chi può si iscrive al comune e poi ha la possibilità di prendere appunto gli oggetti, gli effetti personali che ovviamente si sono lasciati scappando. È veramente anche come dicevi tu, un'atmosfera quasi irreale, perché un intero quartiere dove non solo ci sono abitazioni, ma ci sono anche studi professionali, ci sono magazzini, e qui è tutto in silenzio. Abbiamo visto soltanto passare le volanti della polizia e i carabinieri, insomma, che ovviamente presidiano anche loro questa zona che in questo momento sono chiuse. Fra qualche ora ci sarà una riunione, l'abbiamo detto nel collegamento prima, al comune, al centro operativo comunale, il sindaco, ma soprattutto Ciciliano, che è appunto
direttore nazionale della Protezione Civile, ci sarà anche il presidente della regione Schifani e quindi insomma si cercherà di capire anche qual è l'evolversi di questa frana, che è una frana che anche gli stessi geologi definiscono veramente imponente. Abbiamo parlato di 4 chilometri e quindi questo anche è qualcosa che si dovrà affrontare anche in futuro, e pensare anche alla cementificazione di un territorio come questo, che di sua natura è fragile ma soprattutto ad alto rischio idrogeologico, ma che nel tempo è stato ampiamente cementificato. Io mi fermo qui, ci sentiamo poi eventualmente per le novità. Sì, grazie. Allora più avanti torneremo di nuovo a collegarci con Niscemi, con Giusy Lazzara. Fra poco invece andremo a Letojanni, vedo già collegati, non so se possiamo fare un passaggio, eccole qui i nostri ospiti. Fra poco torniamo, anzi arriveremo da voi a Letojanni. Intanto noi ci fermiamo, un po' di pubblicità e poi torneremo a parlare di questa Sicilia in ginocchio, una Sicilia che si sgretola a Niscemi, una Sicilia devastata dal ciclone Harry invece sulla costa orientale. A fra pochissimo. Eccoci, siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Allora, come annunciato, come già avete visto, le immagini ci portano a Letojanni. Buongiorno a un nutrito gruppo di persone che sono lì per dare una mano, per sostenere le persone che hanno subito danni, ma soprattutto per contribuire in qualche modo a riportare, se questo è possibile, chiaramente un po' di serenità, a riportare nei luoghi anche un po' di tranquillità. Sentiamo, e abbiamo già visto, Maria Grazia Mileti. Buongiorno, dico bene? Buongiorno, buongiorno, sì, Che è il qua. governatore della Misericordia, giusto? Poi, sì, poi della ancora. Misericordia di 2 anni. Sì, poi ancora. Qua ci sono. Sì, le presento un attimino Carmelina Michalizzi. Buongiorno. Sì, buongiorno. International. Dino. Poi c'è la Croce Rossa che è stata molto presente in questi giorni. Da Ormina. Insomma, sono tutti presenti, siete tutti presenti perché... Una piccola parte. Una piccola parte, certamente non possiamo ospitare Una piccola parte. tutti quanti. Siamo stati in tanti impegnati in questo evento che ci ha portato ad essere presenti, attivi e operativi sul territorio. È stata una cosa importante che veramente ha messo a dire una prova tutta la realtà delle associazioni, che però ha dimostrato che in effetti siamo stati bravi a collaborare, c'è stata sinergia, c'è stata subito attenzione da parte di tutti noi e ognuno con il nostro ruolo abbiamo cercato immediatamente di essere d'aiuto e sostegno alla popolazione. E questo aiuto e sostegno, permettetemi, come si concretizza dopo quello che è successo nell'immediato, adesso in questi giorni, perché è passato il ciclone, ce lo siamo messi alle spalle, il ciclone, adesso bisogna sostenere in altro modo, in altra maniera, le persone che... Ecco. Dici una cosa molto giusta e per questo è importante la sinergia, a mio avviso, è quello che ho sempre pensato, delle varie associazioni. Noi siamo la Misericordia, e quindi ci occupiamo delle persone che hanno problemi di salute, abbiamo l'ambulanza, siamo stati pronti subito con l'ambulanza. Così la Croce Rossa, e poi ci sono i Rangers che ovviamente continuano a dare sostegno e aiuto a situazioni di casa, parliamo proprio di cose imminenti, ecco, che si devono necessariamente fare, la viabilità. Mi dite una cosa, mi dite intanto qual è la situazione attuale adesso a Letojanni, nel senso noi abbiamo visto delle immagini paurose, sì. Le abbiamo mostrate nei nostri telegiornali con l'acqua che ha invaso le piazze, con l'acqua che è entrata praticamente in casa delle persone. Adesso la situazione a Letojanni è un po', diciamo, dico sotto controllo, è una parola difficile da comprendere. Non possiamo farci un giro, ma sì. In questo momento è un cantiere aperto.
un cantiere aperto perché l'esigenza di togliere, di ripristinare la viabilità è una grande priorità. Dopodiché ognuno a casa proprio inizia a cercare tutto. E il comune è fondamentale quello che sta facendo il comune. Anche la raccolta fondi che ha attivato il comune di Letojanni, Perché che in tutte le piattaforme chi volesse donare qualcosa per le famiglie che hanno subito questi disastri si sta attivando con questa raccolta fondi anche con i generi alimentari, con prime necessità, la qualsiasi. Chiediamo aiuto anche perché siamo un piccolo paese, ma qua la situazione è da Taormina, Santa Teresa, Giardini, non siamo solo noi, quindi abbiamo le squadre operative in tutta la Riviera Ionica. Sì. Dobbiamo unire le forze in modo tale che le istituzioni non ci abbandonano e ci vengono incontro alla qualsiasi. Sì, noi stiamo mostrando le immagini proprio di tutto il litorale, non soltanto di Letojanni, stanno scorrendo le immagini di Santa Teresa, di Furcisicolo, insomma di questi giardini, insomma tutte le zone che sono state colpite in maniera dura in quell'area geografica, perché sappiamo che tutta la costa orientale comunque ha risentito, ha avuto problemi, da Messina sino a Ragusa le onde sono state davvero altissime e hanno provocato danni ingentissimi. Allora, siamo quasi in chiusura di questa finestra che abbiamo aperto con Letojanni. Noi vi ringraziamo perché è importante fare sentire le nostre voci e vedere la nostra situazione, la nostra realtà. Siamo qui proprio per mostrare il disagio, le difficoltà in cui opera anche il volontariato, che è una fetta importante dei soccorsi, una parte importante. Sono stati i primi, siete stati i primi. Voi in quell'area, in altre aree ci sono stati altri che sono intervenuti, anche diciamo non associati a nessuna realtà. Sì, questo è stato ti interrompo, è stato bellissimo vedere ragazzi che venivano al COC dicendo cosa posso fare, come posso aiutare, e questo è stato veramente qualcosa che ci ha profondamente emozionati. Noi siamo comunque persone un po' più grandi, ma vedere i giovani che vengono e sono sensibili ad una catastrofe del genere, non sono stati soltanto lì a riprendere col telefonino, ma sono venuti a prendersi la pala, e questo, credimi, è stato qualcosa che ci ha emozionate tutti. Volevo chiedervi, ma adesso siamo nella fase ancora della rimozione dei detriti, nel conteggiare, perché c'è la conta dei danni, però il problema reale è che questi eventi così forti da un punto di vista meteo hanno creato e hanno aperto una crepa, quella della paura, una paura che eventi simili si possano riproporre e si possono ripresentare anche a distanza di poco tempo, con un territorio che è particolarmente ferito, un territorio che è stato gravemente danneggiato, e allora bisogna pensare anche a quello che si deve fare. Ma hai fatto un'osservazione bellissima, perché è importante in questa fase di ricostruzione. Non possiamo ricostruire tutto com'era, dobbiamo entrare nell'ottica che il cambiamento climatico, anche qua ci saranno altri uragani, e quindi dobbiamo essere intelligenti e bravi a ricostruire anche con quest'ottica e lavorare in modo tale che il clima non cambi completamente, ma non possiamo ricostruire tutto com'era, dobbiamo ricostruirlo pensando anche a questo. Grazie allora intanto a Maria Grazia Mileti, che è la governatore della Misericordia, poi a Carmelina Michalizzi, presidente della Fratres Letojanni, non l'abbiamo sentito ma lo abbiamo visto, Dino Dell'Acqua, presidente della Croce Rossa di Rocca Lumera e anche a Taormina. Buongiorno direttore. Buongiorno, grazie a voi. E poi a Morena Moschito, rappresentante dei Rangers. Buongiorno. Grazie per quello Ringrazio tutti i miei volontari, tutti. Grazie per quello che indipendentemente
dal colore della divisa. Esattamente, per quello che avete fatto e per quello che continuate a fare sui territori. Fra poco noi torneremo di nuovo a Niscemi, intanto buon lavoro per quello che avete da fare nella giornata di oggi anche a Letojanni. Ci fermiamo qui, ancora una breve sosta, guardiamo le previsioni meteo e poi cambieremo argomento, totalmente cambieremo argomento come facciamo sempre a Buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Dopo un avvio di giornata nel complesso stabile e assolato, nella seconda parte del giorno transita una perturbazione che coinvolgerà il nord, le centrali tirreniche e la Sardegna. Per quanto riguarda la Sicilia, l'alta pressione sarà dominante, dunque garantirà una giornata stabile e assolata con cielo poco nuvoloso. Attenzione però ai venti che soffieranno sostenuti, si faranno sentire non solo sulle coste ma anche nelle aree interne. Forte libeccio però che porterà a temperature gradevoli, specie sulle zone costiere dove si toccheranno localmente anche i 16-17 gradi, qualche grado in meno nelle aree interne. In vista poi di mercoledì, come possiamo notare, cambia lo scenario meteorologico, transiterà una perturbazione atlantica che porterà fenomeni a carattere sparso, non mancheranno però parziali aperture del cielo. Temperature massime diurne senza variazioni significative. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Allora, dunque, cambiamo argomento. Ho detto prima di salutare gli amici di Letojanni e do stamattina il buongiorno a Totino. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie. Bentrovati. Senti, aspettavamo anche Toti. Il collegamento con Toti, ma ancora non si è collegato perché è in Groenlandia. Come in Groenlandia? E deve risolvere questo problema di Trump con la Groenlandia. Siccome lui ha un apprezzamento di terreno in Groenlandia, è interessato alla Quindi cosa. è molto interessato. Certo, perché io lo vuole vendere e quello invece non vuole uscire soldi, capito? Vabbè, noi aspettiamo, fiduciosi. Sai, dalla Groenlandia... Prima o poi questo segnale arriverà. No, un messaggio che mi ha mandato, senti Alfredo, si è dimenticato il giubbotto. E allora è adesso brutta la situazione un pochettino complicata. Allora Totino, stamattina parliamo di questo vostro spettacolo. Si chiama Due dozzine di rose scarlatte. Scarlatte, sì. È una commedia del 1936. Quindi, pensa che è stata scritta come interprete principale Vittorio De Sica. Cioè immaginati di che cosa parliamo. Del nostro Cristian, molto vicino ai nostri giorni. È una commedia bellissima, proprio bella, perché è piena di equivoci, periodi dei telefoni bianchi, e tutto gira intorno a un mazzo di 2 dozzine di rose scarlatte. Da lì scatta praticamente? Da lì scatta tutto completamente. È una cosa bellissima. Ed è una comicità, questo ci tengo a dirlo, che non vede Toti e Totino cabarettisti, ma totalmente i due personaggi che interpretano in una forma veramente diversa da quello che il pubblico è abituato a vedere. Stiamo vedendo però, delle foto, degli scatti, sì, esattamente. Che ci riportano proprio sulla scena. Allora ti dico, questi due personaggi, io sono l'avvocato Savelli, lui è l'ingegner Verani, lei è la moglie, poi c'è la cameriera e noi siamo amici, d'accordo, e tutto gira attorno, questo lo posso dire perché non spoilerò niente, dei fiori che Toti aveva ordinato per una possibile amante, capito? Poi rientra la moglie, trova questi fiori a casa, prende il bigliettino che Toti aveva scritto all'amante ed è convinta che sono per lei. E allora dice no, li ho ordinati io questi fiori, capito? E da lì si innesca un meccanismo di equivoci meraviglioso proprio. Allora, l'invito chiaramente a tutti è di vedere. Certo, io vi dico dove saremo il 29 saremo a Noto, il 30 saremo a Trapani al Teatro Don Bosco, il 31 a Giarre al Teatro Garibaldi e il giorno 1 al Teatro Perracchio di Ragusa. Queste sono le date più prossime. Girerete un po' tutta la Sicilia orientale. Siamo stati un mese più a Catania, poi siamo andati a Palermo, siamo andati a Marsala, ritorneremo nel Trapanese. E insomma siamo molto contenti anche perché il pubblico è rimasto entusiasta di vedere, per carità, Toti e Totino rimangono Toti e Totino per la vita, ci mancherebbe altro. Stiamo vedendo anche adesso un filmato, prima c'erano delle foto, degli scatti, adesso abbiamo anche una piccola clip con, diciamo, in scena, siete proprio diciamo che è una forma più attoriale.
che E cabarettistica. come vi trovate in questa versione voi? Ma ti devo dire bene, ci siamo trovati bene, ma anche perché c'è l'entusiasmo di noi giovani ragazzi di fare qualcosa di diverso alla nostra età, capito? Per cui questo entusiasmo che ci contraddistingue. Abbiamo la nostra età, ma ancora oggi noi programmiamo, scriviamo, cerchiamo di modificarsi e forse la longevità è dovuta a questo. Allora, questo è ritengo. importante, pensare a quello che si deve dare e si deve fare, diciamo, non subito, magari in un futuro prossimo, programmare, progettare è sempre importante. Senti, volevo tornare un attimo su questo spettacolo, su questa bella commedia che ci hai raccontato per... Però non dico poi cosa succede. non dobbiamo sempre, certamente spoilerare. però c'è una sorta anche, sì, c'è l'equivoco, ma c'è anche il mistero, no? Certo, non c'è soltanto equivoco, perché accanto all'equivoco c'è il mistero. E il mistero parte tutto dal mistero, dalla firma di quel biglietto che l'ingegner Verani scrive a questa pseudo amante. Perché poi la moglie riconosce la firma anche del marito. No, non riconosce perché non c'è una firma, c'è proprio il mistero, per cui quindi... poi si svela in una maniera diversa. Senti, la regia, non abbiamo detto la regia è di Giampaolo Romania, un grande regista, devo dire veramente, perché rapportandoci al calcio lui vede che giocatori ha e su quei giocatori crea la squadra e crea la situazione e crea tutto quello che c'è da fare per il meglio della commedia. Poi con noi collabora Maria Rita Sgarlato, un'attrice meravigliosamente brava, e poi c'è Elena che con noi è la cameriera, la violinista, è un'altra attrice meravigliosa. Insomma, un bel gruppo? Sì, un bel gruppo familiare, sia in scena che fuori, voglio dire, dall'area lavorativa, mettiamola così da questo punto di vista. Adesso non posso non chiederti qualche altra cosa, perché chiaramente tu mi dici che sei sempre in movimento, siete sempre in movimento. Siamo, Toti si trova in Groenlandia, ci hai detto, e quindi a io freddo. qui a Catania, e stiamo cercando proprio di... Ma vi incontrerete ogni tanto ci incontriamo. No, dico, per riuscirà la commedia sì, lui viene, il giorno 29 già c'ha l'aereo prenotato dalla Groenlandia. Spero che riesca a fare il rogito da qui al 29. E poi siamo in lavorazione proprio della nuova serie, la quarta serie di Toti e Totino, la serie, quella della polizia, capito? Insomma, siete sempre impegnatissimi e sempre in movimento. Noi ti vediamo ogni giorno sui nostri canali, su Antenna Sicilia, su Telecolor, con C'è chi la vuole cotta. E continueremo con C'è chi la vuole cotta pure, quindi, per cui siamo a posto. Non ci prepari niente stamattina ci prepari no, nulla. Però già ci sono nuove ricette. Nuove ricette, quindi non ci sveli assolutamente nulla. Allora aspettiamo di conoscere le tue nuove ricette. Il primo appuntamento che possiamo dare, la prima data utile per vedere queste 2 dozzine di rose scarlatte? 29 gennaio a Noto. 29 gennaio? Noto, Teatro Titina di Lorenzo, poi il 30 a Trapani, Teatro Don Bosco, il 31 a Giarre, Teatro Garibaldi, e il giorno 1 al Teatro Perracchio di Ragusa. Abbiamo dato anche le date, bello, non si può sbagliare, tutto compattato. Vi aspettiamo e mi raccomando. Noi ti aspettiamo anche? Senza dubbio. Però prima o poi speriamo spunti anche Toti. Speriamo che non arrivi domani Toti. No, il giorno 29 deve essere qua perché c'è la commedia. Tutto sta il rogito notarile lì in Groenlandia. Ma tu pensi che riuscirà a convincere? Lui spera, perché quello le vuole gratis, lui invece le vuole pagate, capito? Va benissimo. Grazie allora tutti, grazie a Totino, grazie anche a Toti che ha avuto un imprevisto e quindi non è con noi. Grazie al nostro pubblico. Grazie a tutti voi. Grazie. 2 dozzine di rose scarlatte. Grazie allora a Totino, ma noi ci fermiamo per pochissimo, fra poco saremo di nuovo insieme e recupereremo anche il collegamento con la nostra Giusy Lazzara che si trova a Niscemi e ci facciamo di nuovo seri perché quanto sta succedendo in questi giorni, in queste ore nella nostra regione è davvero quasi incredibilmente drammatico, cioè una serie di eventi imprevisti, una serie di prima il ciclone Harry, poi la frana a Niscemi, insomma stanno mettendo in ginocchio la nostra Sicilia. Restate con noi, fra poco saremo di nuovo insieme. Bentornati
Bentrovati a Buongiorno Sicilia, ci sono delle notizie, degli aggiornamenti che arrivano, sono fatti di cronaca stavolta da Catania, c'è stato un maxi sequestro di droga, la polizia ha arrestato padre e figlio che sono stati trovati con quasi 140 kg di sostanze stupefacenti. Questo è avvenuto ad opera della squadra mobile nel quartiere, nel rione Enesima, con particolare attenzione ad alcuni locali che erano adibiti a deposito. Ovviamente i particolari di questa operazione nei nostri telegiornali nel corso della nostra giornata. Vi abbiamo parlato invece a Messina di un'operazione che coinvolge 100 agenti di polizia, ma non solo Messina, anche le città di Catania e Siracusa, con 15 persone arrestate, accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione, al traffico di droga, alla vendita al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana. Allora, adesso torniamo di nuovo a Niscemi con Giusy Lazzara, la vedo insieme ad un ospite. Eccoci, allora Giusy, possiamo andare, poi vedremo anche delle immagini che sono state realizzate in mattinata fra poco dal nostro Angelo Pandolfo. Sì, noi siamo qui con il Presidente del Consiglio Comunale di Niscemi, Angelo Chessari, siamo in piena zona rossa e tra l'altro vicino a un cantiere che è crollato proprio con la frana. Che situazione c'è e soprattutto cosa state monitorando? Sì, buongiorno. Purtroppo Niscemi in questi giorni sta vivendo una tragedia immane, qualcosa di veramente inspiegabile. Proprio qua siamo nel cuore della frana. Questo è un punto cruciale perché questo è il punto che fu interessato pure della frana che coinvolse Niscemi nel 1997 e proprio in questo punto, a pochi metri, anzi la invito a non allontanarsi ancora di più perché qui siamo veramente a rischio, questa croce rappresenta la chiesa che a seguito della frana del 97 fu abbattuta ed è un punto cruciale perché se voi vedete di fronte a questa croce ci si affaccia alla chiesa madre, il cuore vero della città, perché quello è il centro storico e al lato della chiesa madre c'è il comune. Questa era una piazza, se vedete questa tabella Sante Croce, questo era un quartiere, oggi a stento è un terrazzino, quindi una cosa veramente brutta. E ieri dal tavolo di crisi che è uscita un ulteriore allargamento della zona rossa che da 100 metri siamo passati a 150 metri, è stato un ulteriore, come dire, problema per tutte queste persone che ieri in via precauzionale sono state allontanate dalle proprie case ed è qualcosa di veramente brutto, brutto, brutto. Ecco, cosa chiedono soprattutto? Perché questi sono momenti anche particolarissimi, l'accoglienza alle famiglie, però poi bisogna pensare anche ai prossimi giorni. Allora sicuramente noi siciliani che abbiamo a cuore, come dire, l'ospitalità, il venirsi incontro, in un primo momento tante famiglie trovano accoglienza dai propri cari, dai familiari, dai parenti di primo grado, dagli amici, però il problema che nascerà nei prossimi giorni sarà veramente drammatico, perché magari l'ospitalità un giorno, 2 giorni, qualche giorno si può fare, però poi diventa un problema serio. È proprio questo, noi ci rivolgiamo alle istituzioni di livello superiore a noi che non ci lasciano da solo. Proprio ieri ci sono state le numerose presenze, è arrivato pure il presidente dell'Arts Salvatore Gaetano Galvagno, oggi verrà il presidente della regione Renato Schifani, è interessata pure la protezione civile a livello nazionale, oggi arriverà pure il direttore siciliano della protezione civile nazionale. Quindi attenzione alta, assolutamente altissima. E quindi resterà anche questo. Noi a questo punto ci fermiamo qui e poi ci sentiremo ovviamente nei prossimi collegamenti, nei prossimi TG, vi daremo altre notizie. Grazie, sì, grazie allora a Giusy Lazzara per questo suo contributo da Niscemi. Adesso facciamo l'oroscopo con Marco Amato, lo vedo già, allora può partire la sigla. Buongiorno Marco, ben trovato a Buongiorno Sicilia, buona giornata, buon caffè. Non vedo la tazzina però, da qualche parte sarà, immagino. C'è, però la va tua bene, tazzina. oggi va bene così. Allora, stamattina di cosa parliamo? Mi pare di poter dire che parliamo di un personaggio che ha fatto la storia della musica, ma che poi è diventata una grandissima imprenditrice anche.
Assolutamente sì, creando tra l'altro un marchio totalmente di famiglia. Infatti parliamo di Posh Spice, ovvero di Victoria Beckham. Victoria, ecco, ha creato questa linea che è un merchandising che partiva da alcuni oggetti, ma che in realtà poi diventa un marchio quasi di famiglia, coinvolgendo un po' tutti. Moglie del famoso David Beckham, sono rispettivamente un Capricorno, lei, e un Toro, lui, segni di terra, quindi con un particolare senso del concreto. Del resto anche la loro solidità economica è pareggiata anche dalla loro solidità familiare, ma anche da tutta una serie di pionierismi che la coppia ha comunque sperimentato, in particolare anche con la prole, con i figli, coinvolgendo appunto tutti, come dicevo. È proprio un momento delicato perché il figlio, Brooklyn, sembra aver preso le distanze perché si sente un po' meno figlio, ma a volte un pochino condizionato e invaso dai dettami dei due genitori. Il figlio è pesciolino, ecco, il pesci è il segno con la più grande sensibilità al mondo, e quindi accusa i genitori di essere un pochino troppo soverchianti, così. Ebbene, il precedente c'è, perché sapete che comunque i Beckham hanno ricevuto delle minacce molto forti rispetto alla prole e ai figli, per cui questo senso protettivo e del controllo è naturale che si sia sviluppato, soprattutto se partiamo da due segni come Capricorno e Toro, che in quanto terra sono abbastanza possessivi. Il segno dei pesci a volte può commettere l'errore di essere un pochino vittimista. Infatti vi ricordo nella mia carriera di astrologo che la psiche di pesci, uno dei personaggi famosi, indicativi e iconici su cui si studia il segno dei pesci, era Patricia Hearst. Una storia un po' complicata, un po' di transfert e di vittimismo, che poi la vittima diventa un po' anche carnefice, insomma. Quindi delle nature zodiacali assolutamente da manuale: la psiche possessiva e territoriale del Toro, quella imprenditrice del Capricorno e quella a volte un po' vittimista dei pesci. Quindi il quadro zodiacale è completo, ma ora vi racconto di quella che è la giornata di oggi. Giornate appunto, come abbiamo visto, molto intense, piene di accadimenti. La Luna oggi è in Toro e si congiunge a Urano, per cui un altro po' di terremoto. Beh, ne abbiamo avuto abbastanza, ma in questo senso è un terremoto emotivo con la Luna. Allora, cosa succede ad Ariete? La Luna è oggettiva, è in seconda casa, è nel segno davanti a voi, quindi la vedete davanti, per cui cosa vi vuole dire? Di aggiustare un po' la situazione economica, perché voi Ariete a volte vi siete molto spartani e pratici, però il progetto a lungo raggio è comunque sempre da tenere in considerazione. Toro, la Luna oggi è da voi, per cui oggi diventa un po' elettrica, un po' emotiva. Una Luna tra l'altro che quadra con Plutone, perché una Luna che vuole chiarito alcune cose dal partner, si salvi può. Gemelli, per voi oggi invece la Luna è proprio dietro, è nel segno zodiacale precedente, quindi cosa significa? Una Luna intuitiva, una Luna che vi fa un po' percepire che qualcosa si muove intorno a voi, scattare in voi la curiosità. 5 trigoni planetari da pianeti in Acquario vi basteranno certamente per rendere fluido e agile la vostra maniera di fare. Giornata molto fortunata. Cancro, la Luna è il vostro timone, trovandosi in Toro è abbastanza solida, ma congiungendosi a Urano traballa un po'. Le certezze le avete ottenute, ma se a un certo punto in serata un colpo di testa, e perché no? Con voi Cancro non si sa mai, in amore scintille. Leone, Luna di quadratura in Toro e 5 pianeti in opposti in Acquario. Avevo detto appunto voi Leone che dovevate riesaminare un po' tutto quello che riguardava il rapporto tra voi e gli altri. E beh, è arrivato il momento inevitabile di farlo. Vergine, Luna di Trigono, molto bella, è una Luna che vi aiuta a prendere in mano le situazioni, a essere più veloci e dinamici. I pianeti in Acquario vi fanno sognare tecnicamente, quindi i sogni possibili. Bilancia, per voi la Luna è fuori dall'opposizione, quindi per voi l'umore torna in maniera molto migliorata. Tutti i trigoni dell'Acquario magnificano i segni d'aria, quindi per voi inizia una settimana abbastanza intensa, entrate proprio nel vivo dei sentimenti. Scorpione, Luna in opposizione per voi oggi, quindi l'umore non è granché, in più le quadrature con i pianeti d'Acquario vi fanno sentire un po' nervosi. Sfide, prove, ma che superate brillantemente.
Sagittario, per voi oggi è una dimensione un pochino curiosa, irrefrenabili, irrequieti, volete fare mille cose, ma il partner vi tiene un po' le briglie, come giusto che sia, voi siete metà cavallo. Capricorno, per voi oggi ottima giornata di disposizione pratica ed economica, pur non dimenticando il sentimentale, ottimo. Acquario, per voi con 5 pianeti nel vostro cielo zodiacale, tutto va bene, oggi la luna un po' antipatica in mattinata, mentre invece in serata si congiunge al vostro astro a Urano e diventa una serata magnifica. Pesci, per voi oggi le curiosità non finiscono mai. Nettuno, il vostro pianeta, si è spostato in seconda casa, avete bisogno di visione globale. Quindi i pesci che allargano il loro occhio e la loro sensibilità in una maniera più ampia e decisamente più empatica. E detto questo, dal cielo zodiacale di oggi sarebbe tutto. Auguro a tutti quindi una splendida giornata. Ciao Angelo, che sia una bella giornata e buongiorno Sicilia. Grazie Marco, a domani chiaramente con i consigli delle stelle con Marco Amato. Prima di andare di nuovo da Emanuela, c'è una nota che viene diffusa dall'ufficio stampa della regione siciliana. Il presidente Schifani, che questa mattina, ricordiamo, l'abbiamo sentito anche in diretta con la nostra Giusy Lazzara, sarà a Niscemi, ha annullato tutti gli appuntamenti in agenda, ad eccezione di quelli legati proprio all'emergenza del ciclone Harry e a quelli propriamente che sono indifferibili. Questa è una nota dell'ufficio stampa della regione. Arriviamo di nuovo da te, Emanuela. Sì, parliamo di qualcosa di più leggero, insomma leggero ma non troppo, perché purtroppo quando si parla di Fabrizio Corona c'è tanto gossip, ma anche tante vicende giudiziarie poi che si tira dietro con le sue affermazioni. Allora, prima avevamo fatto un accenno a questa notizia, adesso andiamo all'interno di Repubblica per capire che cosa è successo. Il giudice ferma Corona, non parli di Signorini, e lui cosa fa? Rilancia su Mediaset il caso Signorini, che è esploso dopo i racconti di Corona, che ha appunto accusato il conduttore ma anche direttore di di aver aiutato dei giovani ad entrare nella casa del Grande Fratello, comunque di entrare nel mondo dello spettacolo, dietro però delle prestazioni sessuali. Ecco, adesso la parola spetta al giudice. Infatti ha detto: il format falsissimo non è informazione ma solo una sponda a una pruriginosa morbosità per un suo profitto economico. La prima sezione del Tribunale Civile di Milano ha accolto il ricorso d'urgenza avanzato dai difensori del conduttore TV e direttore di Chi, appunto Alfonso Signorini, e ha ordinato all'ex agente fotografico di cancellare e non indulgere oltre in affermazioni diffamatorie nei confronti appunto della vittima. Pena 2.000 euro da pagare per ogni singola violazione. Corona fa sapere via social di adeguarsi sì sul passato ma di rilanciare sul presente e sul futuro. Cos'è questo rilancio? Che tira fuori altri nomi di Mediaset, e chi prima di tutti? Marina e Pier Silvio Berlusconi. Segreti, lui ha rivelato che ci sono dei segreti, appunto, loro avrebbero fatto sentire protetto Signorini. E poi altri nomi che tira fuori sono Gerry Scotti, Maria De Filippi e Silvia Toffanin, facendo intendere che ci sono altre notizie scottanti appunto su questi personaggi che noi siamo abituati a vedere sul piccolo schermo. Tu pensa, Angelo, che in moltissimi erano pronti ad ascoltare queste nuove rivelazioni di Corona, e la rete non ha retto al traffico, è andata in tilt. Quindi evidentemente comunque Corona ha un seguito enorme. Cambiamo totalmente argomento, parliamo invece di Sanremo, perché le canzoni della prossima edizione del Festival di Sanremo sono state fatte ascoltare alla stampa, e quindi rap, amore e melodia abbiamo ascoltato le canzoni di Sanremo. Su Repubblica, in anteprima, i brani dei big in gara all'Ariston dal 24 al 28 febbraio, generi diversi, tanto pop, domina il romanticismo, previsto un omaggio a Baudo. Conti, critiche sul web, io sono a social, così ha risposto il conduttore appunto della prossima edizione del festival. La carica delle voci femminili,
da Arisa a Brancale e Patti Bravo, Ermal Meta punta sull'impegno, Fulminacci e Nait possono stupire, l'esperienza di Rafferrenga e la rabbia di Fedez e Masini. Ce n'è per tutti i gusti. Ce n'è per tutti i gusti, è un anticipo. Ti posso dire che in questo articolo naturalmente di Repubblica i voti più alti sono andati a Dito nella piaga, che ha ottenuto un 7,5 in questa pagella, e poi all'inossidabile Patti Bravo, anche lei 7,5, solenne, molti archi per un brano degno di una diva. Questo è stato appunto il commento, la critica oggi sulle pagine di Repubblica. Si scaldano i motori allora per Sanremo, ci scaldiamo anche noi perché vi racconteremo anche noi quest'anno il Festival di Sanremo con delle produzioni dedicate. Allora, grazie a te, ad Angelo. Emanuela per essere stata con noi questa mattina. Buongiorno Sicilia con la lettura dei quotidiani. Grazie ovviamente a chi ha lavorato per questa edizione di Buongiorno Sicilia, in esterna in particolare a Giusy Lazzara, il nostro Angelo Pandolfo, e poi qui in regia con Fabrizio Rizzo, anche Gaetano Iudica, c'è stato anche Massimo Ceraulo e Roberto Stramondo. Mi fermo qui per oggi. Buongiorno Sicilia torna domani mattina puntuale con Roberta Lunghi alle 8. Una buona giornata.